Veneto che non alza la voce, ma si lascia ascoltare. Un Veneto che parla attraverso i campi, attraverso le rogge, i gesti di chi vive la terra. È Pianiga, dove il paesaggio parla piano, un luogo che cresce con equilibrio tra natura, storia e comunità. Le ville venete di Pianiga raccontano un passato di armonia tra arte, campagna e nobiltà. Oggi tornano a nuova vita, custodi di storia e di simboli di rinascita. A Pianiga ci accoglie il suo sindaco Massimo Calzavara. Buongiorno sindaco. Benvenuta Ida. Grazie. Pianiga, terra veneziana, terra di ville. Sì, Pianiga terra di ville, infatti benvenuti qui a Pianiga e proprio partiamo da Villa Querini Calzavara Pinton. Villa Querini Calzavara Pinton che appunto nel XVI secolo è appartenuta alla famiglia Querini di Venezia e successivamente è passata di mano a Calzavara Pinton per avere i suoi fasti intorno al 1800 per poi essere acquistata un decennio fa dal comune di Pianiga. Sì. Oggi la villa ha nuova vita, ma facciamo un passo indietro nel tempo e raccontiamo la vita dei nobili veneziani che arrivavano fino a Pianiga. I nobili veneziani sappiamo che venivano in campagna durante proprio anche il periodo estivo. È stata scelta Pianiga e Villa Querini probabilmente perché proprio è incardinata e incastonata nel graticolato romano, perché qui, come diceva prima Ida, qui si respira la storia. Ma al tempo dei Romani, dove queste terre erano paludose, ecco che i Romani hanno ben pensato di fare il primo piano regolatore, quelli che noi oggi chiamiamo i piani regolatori, e hanno diviso quindi tutto il territorio in quadrati. E quindi qui abbiamo il pieno graticolato dove appunto si vede la centuriazione romana. Un territorio meraviglioso che porteremo poi nelle case dei nostri telespettatori, ma torniamo alla villa, sì, perché queste ville hanno nuova vita. Sì, queste ville hanno nuova vita perché, come dicevo prima, nel 2017 è stata restaurata la parte principale e in questi giorni ci stanno consegnando il resto della villa con la barchessa e la nuova biblioteca. Hanno nuova vita proprio perché è diventata una villa pubblica, diventerà sede del comune, diventerà la casa dei cittadini e soprattutto per i ragazzi, visto che c'è anche una biblioteca nuova sul parco, diventerà anche la casa di tutti quanti i ragazzi che vorranno approfondire gli studi e comunque socializzare tra di loro. Ma perché la scelta di realizzare proprio qui una biblioteca comunale? Lo chiediamo all'assessore Chiara Cazzagon. Buongiorno. Buongiorno Chiara. Ida. Dopo aver fatto una ristrutturazione della villa così meravigliosa, non potevamo far mancare uno spazio per i nostri giovani, per i ragazzi, per i bambini che fanno i laboratori. Ci sono i ragazzi che vengono a studiare tutti i pomeriggi e adesso io non vedo l'ora, sinceramente come assessore alla cultura, di poter inaugurare questa meravigliosa biblioteca, ampia, spaziosa. Sarà una cosa splendida, meravigliosa, cioè io vi invito proprio di venirci a trovare quando la biblioteca sarà completata. Il passato qui a Pianiga che si fonde con il presente e naturalmente con il futuro, con le nostre nuove generazioni. Sì. Nel cuore di Pianiga si alza la chiesa di San Martino Vescovo, un gioiello romanico del XII secolo, un luogo che custodisce la storia e la fede di questa comunità, con la pala del Giambellino come luce d'arte e di devozione. Sotto la terra ancora oggi si riconosce la trama antica del graticolato romano, l'ordine geometrico che ha disegnato per sempre il paesaggio della pianura. Sindaco, alle nostre spalle la meravigliosa chiesa di San Martino Vescovo. Ma
cosa rappresenta per Pianiga? Ma la chiesa di San Martino per Pianiga è il cuore della comunità, è sempre stato il centro della vita e i pianighesi ci sono particolarmente affezionati. Affezionati sì, ne sono i pianighesi, ma è anche una chicca, una bomboniera invidiata un po' da tutti quanti quelli che si recano qui a visitarla. Si hanno notizie della costruzione di questa chiesa già dal XII secolo. Ne raccontiamo la storia, sindaco? Sì, ci sono notizie già dal XII secolo perché compare una citazione della chiesa di San Martino proprio in un atto di compravendita del 1136, se non erro, e successivamente viene nominata anche nel testamento della moglie di Romano De Zelino. Ovviamente inizialmente era a navata unica, poi successivamente sono state edificate anche le due cappelle ed è intitolata San Martino Vescovo. Infatti possiamo vedere subito all'ingresso che c'è un bellissimo affresco risalente al XVI secolo. Ma adesso entriamo sì, perché la meraviglia si impossesserà di noi. Appena si entra, sindaco, ci troviamo davanti al battistero. Sì, c'è questo bellissimo battistero affrescato, affreschi del 1600, che in primis riporta la figura di San Martino, a cui la chiesa è dedicata. È anche una delle poche chiese che ha un vero e proprio battistero ed ecco qui. Infatti si discuteva spesso se la chiesa di San Martino di Pianiga era quella centrale del territorio oppure no. E sembra che proprio avesse una funzione particolare proprio per la presenza di questo bellissimo battistero che abbiamo visto l'affresco di San Martino, ma vediamo poi la narrazione della storia di un santo. Ma il pezzo principe nella chiesa di San Martino Vescovo è la pala che abbiamo sopra l'altare. Sì, hai detto giustamente che è il pezzo principe, anche se è tutta una bella bomboniera questa chiesa. Ed è questa pala in stile della pala di San Marco, perché è in oro zecchino, e quindi rappresenta il politico della scuola del Ciambellino. Il dipinto principale è la Madonna col Bambino e vediamo che oltre alla Madonna col Bambino è rappresentato sempre San Martino, a cui la chiesa è intitolata. E pensa che si è discusso a lungo se quel dipinto era del Bellini oppure di qualcun altro. E quindi proprio una commissione ministeriale ha risolto l'arcano o il dilemma attribuendola al Bissolo. E una copia di quel dipinto la ritroviamo proprio a Venezia, all'Accademia delle Belle Arti. Sindaco, qui ogni viaggio diventa un percorso nella bellezza quotidiana. Sì, concordo che qui ogni viaggio è un percorso nella bellezza quotidiana, è la possibilità di attraversare il Articolato romano, di vivere e vedere la natura, di avere anche e promuovere una vita sostenibile. Con la città metropolitana già adesso stiamo collegando anche il Cazzago con il Milanese e già Cazzago è collegata con Dolo, Pianiga è collegata con Vigonza e quindi c'è tutto un intreccio e una sinergia proprio per rendere più vivibile questo territorio. Sindaco, Pianiga fa parte della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta. È vero che avete fatto richiesta ambite al titolo UNESCO? Sì, confermo, è un lavoro sul quale la conferenza dei sindaci lavora da un po'. E proprio anche Pianiga si presta a questo enorme lavoro, perché io ritengo, e l'ho sempre detto, che c'è la Riviera del Brenta, ma c'è soprattutto la città della Riviera del Brenta, della quale anche Pianiga a pieno titolo fa parte. Pianiga, che come dicevo proprio all'inizio di questo nostro percorso di oggi, è la porta e la cerniera tra la terra del Tepolo e la terra della città della Riviera del Brenta.
e quindi Pianiga con il suo graticolato romano a pieno titolo può pretendere, assieme alla città della Riviera del Brenta, di avere questo riconoscimento. In un mondo che corre, Pianiga insegna la calma del paesaggio. Qui la bellezza non si impone, si svela, piano piano. E quando il vento attraversa i campi, sembra davvero che il paesaggio parli piano.